Ciao ragazzi e ragazze fragolose. Ciao ragazzi e ragazzi fragolosi. Scusatemi se la zia Wilma oggi non si fa vedere in viso perché sta tutta sfatta. Oggi vi mostra voglio far vedere il mio CD. Sì ragazzuoli, questa è la parte davanti. Zia Wilma, cominciamo così capitolo 1. Anche qui c'è scritto Zia Wilma. Questo è quello che io ho in macchina. Allora poi c'è qua dove ci stanno tutte le... Aspettate, io mo vi faccio vedere un po'. Ecco qua tutte le dove potete contattare la zia Wilma. Poi aspetta se riesco. Ah sì, ecco, sono riuscito. Ci sta anche il il posterino della zia Wilma. Eccolo qua. Poi abbiamo, ecco qua, la stessa grafica di qua l'abbiamo qui. Il CD poi si sposta. Ecco qua, queste sono delle mie personalizzazioni delle scarpe. I dettagli piacciono sempre. E poi dietro ci sta l'altra parte del CD. Ecco, questo giustamente è usurato perché lo tengo in macchina. Queste sono le canzoncine della zia Wilma. Le potete trovare tutte quante sul mio canale. Girato un poco, ci sta la mitica, scusate sono un po' raffreddata, ci sta la mitica playlist e c'è la playlist del CD. Cominciamo così capitolo 1 e non so, forse a giorni uscirà anche un video con tutti, non so se è uscito già o deve uscire, sì, un full album, tutte le tracce di tutto il CD. Allora ragazzi fragolosi, io vi mostro come ho decorato un po' per il Natale. Allora faccio vedere il mio amico peloso, Pelos, Charlie. Allora vi mostro l'albero. Quest'anno l'abbiamo fatto piccolino, ci ho messo la renna. Ecco qua, tutto bianco e rosso. Questo è l'albero. Oh. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Allora poi ho fatto semplice, non solo, rimetto la luce perché volevo far vedere acceso. Ho fatto la decorazione, questa qua, su i festoni. E non solo, ho messo qui il sacco di Babbo Natale, poi il presepe, e poi ho fatto l'angolo all'entrata con la lanterna, gli alberelli. Questo è un alberello, aspettate, non mi ricordo, non mi ricordo se è stato regalato da papà o boh, non me lo ricordo. Poi ci sta questo altro presepiedino piccolino. Poi ho l'alberello, non so se si accende, se funziona ancora, se si devono cambiare le batterie. Sì ragazzi, si devono cambiare le batterie. Allora poi ho tutta questa serie, che essendo che quest'anno non ho fatto l'albero grande perché l'anno scorso si è rotto, e tutte le decorazioni le ho messe in una cesta. E giustamente che dovevo fare? Non sapevo, dovevo fare una cosa sbrigativa perché quest'anno
la zia andrà a festeggiare il Natale dalla mamma. Eh sì. Allora, poi le palline viola, perché in realtà io l'albero questo qua bianco lo facevo con le palline viola e ci mettevo non solo le palline queste qua grandi bianche e anche questo tipo qua all'uncinetto, ma anche ci mettevo questi magnifici fruttini verdi come quella mela, quest'altra melina qua che è molto sfiziosa e vabbè. Che tipi ragazzi, io vi saluto, vi faccio rivedere di nuovo la pucciosaggine del mio albero e come al solito dove ci sto io ci sta anche il ciallino. Ah ragazzi, fragolosi, bananosi. Allora, ditemi, io sto un po' raffreddata. Ditemi un po', la volete il tag, quello? Non mi ricordo. Ah sì, il mio amico peloso. Vi faccio vedere sia Ciarlino che sta sempre in giro e anche la Prelox. Faccio vedere la Prelox. Perché lei non sta in giro, voi mi domandate perché non sta in giro con te? Perché lei adesso, eccola, si sta lamentando perché tra poco ci devono venire le sue cosine, sicuro, penso, non lo so, boh, si sta lamentando troppo. E si è messa nella cuccetta. Che dirvi. Ragazzi, io vi saluto, un bacio, iscrivetevi al canale, mettete tanti like se volete mettere il like. Se volete mettere che non vi è piaciuto il video, lo mettete lo stesso, non interessa, basta che guardate il video. Spolliciate in tanti. E ciao! Ciao!